Let's get money, motherfucker, get money. Get money, motherfucker, get money. Let's get money, motherfucker, get money. Get money, motherfucker, get money. Buongiorno Italia, nella puntata di oggi avrai 3 esperimenti contemporaneamente. Allora, il primo è la cameraman che è Alessia, il secondo è questa scatolina qui, il terzo è che sto continuando momentaneamente a registrare ancora con l'iPhone 8, il tutto nel contesto di Segusino con la pioggia. Siamo in compagnia di Ezio, Marco, Thomas, Monica, ma arriverà anche Andrea del T4, Anna che sarebbe mujer di Andrea di quel del T4, ma soprattutto finalmente siamo riusciti a portare anche il Mirko e a Maria che sia mujer del Mirko, non mujer, a mujer perché Mirko non si Vicenza, quindi sia a mujer. Essendo già stati a Stramare, essendo già stati a Segusino, all'area camper, bla 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 bla, non volevo fare i video, però cosa è successo? È arrivata sta scatolina, cioè con una scatolina nera e blu vuoi non fare dei video? Ma a parte quello, a parte le monate, questo qui è un microfono wireless, preferivo di no, che fosse col filo, ma va bene lo stesso, per smartphone, Android, iPhone e lo si può utilizzare anche nel PC. Cosa significa? È un microfono lavalier da Bavero, guarda, per quelli dei cosi. Vedremo pertanto la differenza, no? Ti ricordi che ti accennavo, guarda il destino a volte, uno dice l'iPhone Pro ci vorrebbe il microfono esterno, tac il destino ti manda il microfono esterno. Ah no, aspetta, non si sta il destino, si sta a che era quella che faceva, dai, porca miseria, quelle che quando ballavano tiravano su e giù le tette, dai, su in TV, su, cos'era? Cin Cin? No, quella riccia con i capelli larghi, com'era? Dai, quelle che ballavano sempre, faceva i balletti, poi ha fatto i telefilm, dai, quella Canale. No, dai, quella famosa che poi adesso fa i telefilm un po' drammatici. Ah, Pamela Anderson? No, roba italiana, dai Ale, che c'era le ragazze che facevano i balletti praticamente. Passaparola. No, prima ancora. No, quando... dicevo che non lo so, passaparola. Chiedo l'aiuto a casa. No, non mi ricordo Italia, che tristezza, l'età che avanza. Comunque hai capito, quella con i capelli così, mori, ricci, che ballavano sempre e facevano ballare le tette. E adesso non mi ricordo come si chiama, però è molto molto famosa. Pamela Prati? No. Nel frattempo Ciucciati anche guarda questa bellissima cornice che ho trovato, non so ancora dove metterla, però in qualsiasi posto io voglio metterla, vedi, si intona con Pulmin, ok? Quindi dovrò scegliere una bella foto da metterci con molta calma e poi scegliere anche il posto, ecco, sì. Pioggia, smetti di piovere, no, ha già smesso, bene, dai. Buongiorno Italia. Sì, è vero, ti dirò che provare a rimettere a nuovo Pulmin è un'impresa non da poco. Per quanto riguarda la sporcizia, adesso sto cercando di smontare più tubi dell'acqua possibile per pulirli all'interno, perché è tutto incrostato di nero, di melma. Ormai i serbatoi li ho puliti ormai 6 volte, quanto? Nel giro di un anno e mezzo, 6 volte, mi sembra insomma anche abbastanza eccessivo, no? Sì, sarebbe stato carino fare la prova, però mi sono dimenticato di prendere tutti gli strafanti necessari, tutti i ripetitori, però vedi, già qua non lo so, avrei preferito qualcosa di più semplice, cioè non troppe cose, ma magari solo il microfono col filo. Per fare l'altra strada, ovvio sta per i navigatori. Siamo dentro praticamente alla Proloco di Segusino, no? L'accesso è libero, noi siamo andati a curiosare perché abbiamo letto area giochi, no? E guarda cosa c'è, cioè metti dall'area camper, vuoi farti la grigliatina, guarda, in più anche l'acqua è sotto. Ah sì, le trovo in Toscana, ma l'erba cipollina cipolla, o la cipolla? Come si chiama quella? Erba cipollina, esatto. Come quelle che si cattano in Toscana nei prati. Comunque Italia, volevo precisare, a parte le giostre, il barbecue, l'acqua e tutto, anche la rete da pallavolo, ok? Quindi insomma, ma senza nulla togliere a Segusino, ragazzo, volevo ricordarti, aspetta, non dovevo far video, so qua che faccio video e continuo, ok? Devo ricordarti che la cosa più interessante, fiorellino all'occhiello di questo posto è il borgo di Stramare e dicono, sembra,
il borgo che sta dopo a Stramare, ma questo lo scopriremo domani, che andremo tutti in compagnia a visitare il secondo borgo. Mentre oggi andiamo a Stramare, così finiremo a prova di sto microfono. Insomma, così intanto ti stai ciucciando un po' di vlog dall'iPhone con il microfono dell'iPhone. Dopo vedremo, sentiremo più che vedremo, la differenza con il microfono esterno, wireless. Roberto Stramare, quindi è il nome del borgo, ma magari ha preso il nome da questo qua. È strana sta roba. Proprio bella quella collinetta là, mi piace una fracca. Ecco, ora vedremo Marco che si farà sbranare dal cane nero. No, ma è buono, guarda che ha le orecchiette basse. Che caro. Ah, che figo! Ciao Fufetto, caro! Ciao, poretto in catena. Ah, questa è una specie di mini borgo nel borgo. Guarda, guarda Italia, guarda tutte le robe borghesi, borgali. Borgose. Beh, gli occhi te li rifarai dopo quando ritorneremo a Stramare. Ciao Stelina, caro, non sa se è abbaiare o chiedere le coccole, è indeciso. Aspetta, sì, no, mi piace i ruderi, ma adesso devo riprendere i cui e dopo il par un canale da cui. Vedi? Siamo proprio in riva al fiume, vedi che figata. E qui siamo sopra alla torre di Segusino, che come ti dicevo non è la torre, cioè non è il campanile di una chiesa, ma il campanile della città. Buongiorno signora, serve Vovi? Siamo andati al bar, c'era davanti. Stanno discutendo che per le aree camper noi non portiamo il PIL. Capito Italia? Quindi portati il PIL al posto nostro, no? Capito? Bisogna fare sempre tutto noi altri. Pensavo che erano fucsia io. Ah, cacchio, guarda Italia, quanti ciclamini, cioè guarda che bello. Cioè, a parte ecco, guarda qua, se vuoi un po' di contrasto per capire la bellezza. Guardi loro, ok? Quindi un fianco come te porto Marghera e dopo, tac, oh, guarda che contrasto, che bellezza, la natura, come si sa ripagare e chiedere scusa, eh? Che preso, perché se noi Vedi vogliamo che gentili, io sono qua che ho fame, no? Che sai, quando ho smesso di fumare sono sempre che mangio. E loro iniziano a parlare di medici che aprono gli intestini, senti, vedi? E ti fanno passare la fame, sono gentili. 7 Zenis, no intimissimo, ho sbagliato, no anche intimissimo, eccolo là. Stiamo andando a cattare la Miki e la Alessia che sono nello spazio mutande da più o meno 2 ore e 45 minuti. Sì. Aspetta, perché abbiamo parlato delle 2 ore e 45 delle donne, ma vogliamo parlare adesso delle ore e i minuti di Ezio e Marco? Hai preso le robe da gay? Sì. Cos'è, della Coca-Cola? No, Babbo Natale. Pasqua, è alternativo lui. È un calzetto per fare 10, vale 2 euro. 4 e 4 8 fa 10. Guardati, non hai preso i boxer swipe up come quelli di Singano? Si stanno aggiungendo, in lingua originale si inzontano, sempre più camper. Vedi Italia? Non lo so. Ah sì, sono tipi molto sportivi questi, vedi? Sì, un bel furgonato piccolino e 2 mountain bike elettriche. Questi si sanno divertire. Poi cos'ho qua di vicinato? Il McLuis. Poi ho quel camper là, un Pasha, poi c'ho questo qui che mi piace un casino, come sagoma esterna, questo Detlef, molto molto bello, molto bello, piace molto. Poi abbiamo un Rimor, poi un altro furgonato, Globe Car, poi un altro camper nuovo si è messo lì, poi abbiamo quello di Thomas, poi abbiamo un Zefiro che si infiltra e poi dove è Ezio? Ecco qua Ezio e Marco e abbiamo 2 infiltrati. Ciao bellissima, cosa fai? L'infiltrata? Amore, cos'è sto tradimento nei confronti del CP e dei tuoi gatti stressati? Non lo so, Cioè, però vedi, questo è molto colore il mio gatto stressati. Cane, trema, perché tremi cane? Esponimi, apriti, perché tremi? Raccontami, rilassati. Che fa sulla seduta psicoanalitica? No, aspetta perché è il momento culturale sulla cosa che io amo di più. Stiamo parlando della seguea, che volgarmente qualcuno la chiama cipolla, ok vabbè. Allora, dalle parti mie si chiama seguea, 10 km più in là, seguea. In Trentino, Sigola. Trentino. Poi abbiamo... Padovano, Sioea. Cioè, capiamo Italia, Marco si Padovano anche lui. Vicenza? Seulea.
con la L, attenzione, quindi non segue, assegola. Cioè vedi quante varianti per la mia grandissima passione, quindi ciò testimonia. A Chioggia di conoscere. Veneziana, Ecco. Vicentina, Rubicotta, ma segue. Segue, Le vale il veneziano. esatto. Quindi Tigra signori no. no, perché le cose importanti hanno tanti nomi, tipo a banana gli chiama tutti banana, perfino in Inghilterra, capisci? Perché a banana è un fiasto megosa, non è buona, no? Capiamoci. Mentre a segue, che è un elemento di altissima cucina, ok, ha le sue 1000 varianti nei vari territori. Aspetta perché sennò dopo i siciliani viene qua a lamentarsi. E in Sicilia? Cipuggia. Ecco. Eccolo. Vai figa!